Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti idealmente a Cortina d'Ampezzo e benvenuti a una montagna di libri, al pubblico che ci segue sui nostri canali. Oggi siamo in diretta Facebook, tra poco lo saremo anche su YouTube. Voglio ringraziare anche chi ci segue sul profilo di Cortina 2021, sui social ufficiali di Cortina d'Ampezzo. Saluto gli amici che ci seguono e soprattutto vi do un appuntamento virtuale a Cortina d'Ampezzo per le nostre competizioni sportive che si possono seguire evidentemente attraverso i mass media e poi speriamo per rivederci di persona presto a questo che è innanzitutto un festival della letteratura e un festival di incontri in carne ed ossa, letteratura e attualità insieme. Questa è la seconda puntata di Storie Mondiali che oggi trasmettiamo da Casa Veneto in centro a Cortina d'Ampezzo, che trasmetteremo da vari luoghi di Cortina d'Ampezzo per restituire ciò che c'è di itinerante e di bello nella varietà del paesaggio di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti. Voglio ricordarvi che Storie Mondiali è la webserie che Una Montagna di Libri dedica ai mondiali di sci di Cortina 2021. Mondiali che, come sapete, sono stati inaugurati ieri. Che cosa vogliamo raccontarvi? Storie, idee, cronaca, divagazioni evidentemente, soprattutto letterarie quando possibile, sull'esperienza dello sci. Torneremo presto, come dicevo, a incontrarci di persona. Nel frattempo trovate tutto il nostro programma su www.unamontagnadilibri.it. Voglio ringraziare i nostri partner istituzionali prima di iniziare la chiacchierata di oggi, la Regione del Veneto e il Comune di Cortina d'Ampezzo innanzitutto, prima di tutti, il nostro main sponsor Audi, Fondazione Cortina 2021 per la collaborazione per questa puntata e questi incontri e Converso, la nostra regia che ci segue da Milano. Grazie a tutti voi. Dolomiti e futuro è il titolo della puntata di oggi di Storie Mondiali. L'abbiamo intitolata così ritrovandoci con un gran senso di emozione, io personalmente ce l'ho, non so voi che ci state seguendo, per l'inaugurazione a cui abbiamo assistito ieri in diretta dei mondiali di sci di Cortina 2021. In mezzo ai razzi, me la sono segnata, la conosco in realtà a memoria ma non volevo che l'emozione mi tradisse, in mezzo ai razzi e a un batticuore sono sicuro che c'è il sole, così canta in Futura Lucio Dalla, così ieri cantava Gabbani sul palco di Cortina e abbiamo sperato e pensato che si squarciasse così il velo delle nuvole e anche un po' della cappa plumbea che c'è su tutti noi per la pandemia e infatti oggi il sole è uscito a Cortina d'Ampezzo, è uscito sulle nostre piste della Tofana e Cortina si è svegliata con questo tempo che sta volgendo verso il meglio, anche se purtroppo non è stato sufficiente per correggere il maltempo di ieri. Pensate che sulla Olimpia delle Tofane, la mitica pista delle Tofane, stamattina alle 5 c'erano oltre 200 persone, 200 uomini che lavoravano per pulire la pista e prepararla, come ha documentato il giornalista cortinese ampezzano Marco Di Bona, e ciò non è stato tuttavia purtroppo sufficiente e la super combinata femminile dei mondiali di Cortina 2021 è rinviata. Tuttavia il calendario di qui fino, lo ricordiamo, il 21 febbraio resta fittissimo e alla fine di questa puntata ve lo ricorderò ulteriormente molto velocemente. Dicevo, Dolomiti e futuro. Il nostro intento, l'avete capito, di qui fino al 21 febbraio è dare a chi ci segue, ovvero a tutti voi, l'occasione di divertirsi ma anche di capire di più. Avremo il tempo di raccontare meglio l'epopea degli sciatori e delle sciatrici, evidentemente, delle discese in Tofana negli ultimi decenni e di parlare anche di quell'altra epopea, l'epopea turistica di Cortina d'Ampezzo. Ne parleremo ancora. Oggi intanto però l'obiettivo è restituire un'impressione, per quanto veloce lo vogliamo fare, di che cosa ha portato Cortina e le Dolomiti, che sono patrimonio UNESCO e del territorio che circonda questa nostra magnifica località, a essere quello che oggi sono. Un punto di riferimento italiano e internazionale di quello che, e cito Shakespeare, è fatto della stessa materia di cui sono fatti i sogni, perché effettivamente un immaginario incredibile e universale è stato illuminato da qui. E di capire soprattutto poi che cosa ci riserva il futuro. Ecco perché Dolomiti e futuro. Per arrivarci, lo dico subito, poco prima di un collegamento che tra poco faremo con il direttore del Corriere del Veneto, Alessandro Russello, sperando di raggiungerlo sulle piste della Tofana, mi dice la nostra regia che c'è qualche problema, ma era inevitabile, siamo alla prima dei nostri appuntamenti, vedremo poi come recuperarlo se oggi non dovesse essere possibile in un altro nostro appuntamento, mi farete dei cenni sperticati voi che siete qui adesso. Nel frattempo, mentre aspettiamo di capire se possiamo parlare con lui, ovviamente io sono arrivato per quello che potevo preparato al nostro incontro, cioè vi voglio raccontare innanzitutto una storia. La storia ve la racconto citando un libro che mi sono portato dietro
se potete inquadrarlo, è La costruzione delle Alpi di Antonio De Rossi, se riuscite a vederlo, pubblicato da Donzelli. Ci chiamiamo pur sempre una montagna di libri. È un magnifico libro in 2 volumi che racconta quella cosa che gli esperti chiamano modernismo alpino. Non spaventiamoci di fronte anche alla complessità di certi termini. Che cos'è il modernismo alpino delle Alpi? È ciò che porta una comunità di montagna come Cortina d'Ampezzo, una comunità antica, millenaria, con storie, riti, tradizioni, una normale e naturale diffidenza rispetto al resto del mondo, una orgogliosa storia di autonomia e di tutela del paesaggio, a diventare anche una capitale dello sport e della villeggiatura. E lo diciamo subito, sport, cultura come una montagna di libri, mondanità come quella che ci circonda, sono inestricabilmente intrecciati. Non provate neanche a separarli. E non c'è solo Tony Seiler, come veniva chiamato Der Schwarze Blitz aus Kietz, il fulmine nero di Kitzbühel, la sua località, colui che ha fondato l'epopea dello sci a Cortina d'Ampezzo, protagonista delle Olimpiadi di Cortina del 1956, primo atleta a vincere l'oro in discesa libera, slalom gigante e speciale. Non c'è stato soltanto Bruno Alberti, tutti gli altri sciatori, Christian Ghedina poi, su cui torneremo più avanti, sto parlando di quelli cortinesi adesso, ci sono tutti gli sciatori italiani e le sciatrici italiane che hanno toccato questa località. Dicevo, non c'è soltanto lo sci, ma c'è anche un'altra storia. Come scrive Antonio De Rossi nel libro che vi ho appena mostrato, Cortina d'Ampezzo con Cervinia, il Sestriere, Courmayeur e altre località delle Alpi non sono solo il palcoscenico di imprese e di tragedie sportive, sono la ribalta di una nuova mondanità, amplificata all'infinito, in maniera assai più intensa rispetto a quanto era già avvenuto negli anni 30, dai nuovi rotocalchi rosa, dai quotidiani, dai cinegiornali e presto dalla televisione. Una mondanità che si accoppia perfettamente con le strategie promozionali messe in campo da noi, dalle stazioni invernali. Ecco allora Silvana Mangano, Gina Lollobrigida, Nilde Iotti, Palmiro Togliatti, come celiavano gli attori pane, amore e funivia. Questa è una grande, lunga e bella storia. E fin qui siamo arrivati alla storia. Ho delle magnifiche notizie dalla regia, che sembra che siamo in collegamento con Alessandro Russello dalle piste, quindi ci facciamo un attimo raccontare innanzitutto la situazione dalle piste con Alessandro Russello. Cerco di vedere se appare in video. Alessandro, ci senti, direttore del Corriere del Veneto? Eccolo, sono molto felice che ti possiamo parlare. Vedo una magnifica Tofana Esatto. sullo sfondo alle tue spalle. Com'è lì l'atmosfera? Sono alla Tofana Lounge, dietro le piste. L'atmosfera è di grande attesa per domani perché le stanno pulendo. Hanno fatto le campane non sono suonate ma sono scoppiate per così disintegrare alcune valanghe perché non le disintegri la natura domani. Ecco, resta fisso sul tuo viso, ti vogliamo vedere bene in volto. Sì, la situazione è sotto controllo, tutto tranquillo, quindi penso che per domani, incrociando le dita, si normalizzi tutto e possono davvero cominciare i mondiali. È così. Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto, media partner di Una Montagna di Libri. Non posso non approfittare ancora per farti un'altra domanda sull'attualità di adesso e poi ti chiederò di una iniziativa che tu hai sollecitato, perché Alessandro, abbiamo parlato un attimo fa di che cosa significavano e hanno significato le Dolomiti nella storia come cultura dello sport, e siccome sport e cultura vanno di pari passo, siamo pur sempre a Una Montagna di Libri, tu hai lanciato una proposta molto interessante della quale ti devo chiedere. Prima però ancora una tua sensazione da cronista di razza, quale tu sei, rispetto all'atmosfera che si respira sulle piste. Dicelo in libertà, anche le tensioni magari, anche le paure, anche le ansie di un grande evento che sta partendo, anzi che è partito. Sì, no, l'unica, diciamo così, è un po' surreale vedere, no, Cortina senza spettatori, senza pubblico. Questa è una cosa banale per alcuni aspetti, però penso che comunque diano la possibilità a questi mondiali per cercare di far misurare Cortina con questo grande evento e con i prossimi che seguiranno. Per cui è anche difficile, no, senza il pubblico riuscire, manca il sale, manca la carne delle persone, la gente, il pubblico, certo. Anche se naturalmente, ovviamente, tutto condizionato al periodo, al momento in cui stiamo vivendo
e quindi ovviamente deve essere così. Però insomma, si spera che per il 2026 le pandemie siano se Ci non finite, risparmino. sotto controllo. Ecco, diciamo così. Basta. Grazie, grazie Alessandro. Senti, veniamo alla proposta che tu hai lanciato, Alessandro Russello. Per la verità è un'idea che è un po' nell'aria tra le nostre Dolomiti. Tu hai parlato di una università della montagna per raccontare il nostro territorio. Che si faccia oppure no, con quali attori istituzionali oppure no, è una questione ovviamente che non risolviamo oggi. La domanda che però ti faccio riguarda le Alpi e la cultura. Evidentemente lo sport nella sua bellezza non basta a se stesso, ci vuole chi lo racconta e forse anche chi lo progetta e lo organizza. Da dove è venuta questa tua idea per le nostre montagne? Ma guarda, io sono un po' di anni che penso di realizzare qualcosa per le montagne, parlo dal punto di vista giornalistico. E quando così, mi hanno chiesto di fare un ragionamento sui mondiali che non possono non essere legati alle Olimpiadi, ho pensato che tutto quello che accadrà non può non lasciare un deposito scientifico, culturale. Qual è questo deposito? È sicuramente, secondo me, un grande centro di formazione o comunque una università dove il tema dello sport sia uno dei temi di questa scuola di alta formazione. Quindi a Cortina, che è un po' che deve diventare la capitale della montagna, ma non solo d'Andortina, italiana secondo me e anche europea, un grande centro studi dove si faccia alta formazione sul turismo, sul paesaggio, sul green, sulle imprese, sulla voglio dire, capacità sulla produzione, sui prodotti. Questo secondo me potrebbe essere una grande idea per fare di Cortina non solamente un luogo di sport e di turismo, ma appunto di alta formazione. Senti, grazie Alessandro. Un'ultima domanda che riguarda il tuo ruolo da direttore del Corriere del Veneto come protagonista dell'informazione che peraltro sta seguendo giorno per giorno i nostri mondiali. Qual è secondo te la più grande opportunità e anche il più grande pericolo da parte vostra come giornalisti, da parte nostra anzi come giornalisti, nel sì. raccontare un'esperienza dello sci che da una parte è sempre la stessa e dall'altra cambia ogni volta? Se dovessi fare un elenco se dovessi mettere in lista quello che raccomandi di fare ai tuoi giornalisti, a coloro che seguono questa storia e di non fare, che cosa diresti? Togliere tutti i luoghi comuni su Cortina, ma cercando di vedere Cortina sempre con gli occhi di cronista, cioè nel senso che non si può continuare a raccontare Cortina con le stesse lodi, con gli stessi stigmi, quindi bisogna sempre consumare la suola, avere gli occhi ben aperti, le orecchie ben aperte e avere la capacità di capire i registri di questa terra, di questo paese, città, che gestisce uno dei momenti più importanti della storia dei suoi ultimi 20 anni, ma che non si deve fermare né all'elogio di questa storia, né voglio dire alla Cortina. Secondo me Cortina ha tanto lavoro da fare e noi come giornalisti dobbiamo metterci assieme a Cortina per capire di quale sfida si tratti, che poi non è solo tanto una sfida di Cortina, ma secondo me di tutto il Veneto e secondo me di tutte le Dolomiti, perlomeno. È così, grazie ad Alessandro Russello, buon lavoro, vedo che è uno sguardo di uno che si diverte tutto sommato anche nel lavoro, ma è ciò esattamente che deve essere quel luogo. Divertiti per noi non sulle piste ma almeno con la vista sulle piste e ci risentiamo presto. Grazie a voi, grazie a tutti, buon lavoro e buona trasmissione. Grazie, grazie ad Alessandro Russello, era una delle nostre voci che si intervallano nel corso di Storie Mondiali di una montagna di libri. Ieri abbiamo sentito Cristiano Corazzari, assessore alla cultura e allo sport della Regione del Veneto, Emanuela Croci del Corriere della Sera. Domani vi anticipo che ci sarà una conversazione a tutte piste insieme con una grande ex atleta che ci parlerà del Super G. Non voglio però anticiparvi troppo, voglio chiudere sul tema con il quale abbiamo incominciato. Questa è evidentemente, l'abbiamo detto, Dolomiti e futuro. Abbiamo sentito da Alessandro Russello uno spunto per quello che può essere la montagna di domani e soprattutto il traguardo sul quale torneremo delle Olimpiadi del 2026. Nel frattempo però vi voglio ricordare, tornando al libro di Antonio De Rossi, La costruzione delle Alpi, temo di annoiarvi molto durante questi nostri prossimi incontri perché lo citerò spesso, è un libro bellissimo. Altre cose che compongono l'immaginario di Cortina d'Ampezzo. Abbiamo citato
il cinema, e lo faremo ancora. Abbiamo parlato evidentemente dei grandi del cinema, qui per Cortina sono passati dalla Pantera Rosa ad Alberto Sordi, dai fratelli Vanzina che ne hanno costruito un'epica di questi ultimi anni, a tanti altri, ma non c'è soltanto il cinema. Pensate all'architettura e sentite cosa ha da dire Antonio De Rossi. Nella cortina ormai in trepidante attesa dei Giochi Olimpici invernali del 1956, un signore chiamato Edoardo Gellner progetta una serie di edifici pubblici e privati di grande valenza innovativa. I palazzi attigui dei telefoni, 1953-54, delle poste, 53-55, Casa Giavi, 54-55 e ancora il Residence Palace, 54-56 e il Motel Agip. Specialmente nei primi 3 edifici che costituiscono il nuovo centro, tornano le grandi coperture a sbalzo e i reticoli tridimensionali in cemento armato dalla struttura a vista, i quali diventano la maglia geometrica di base su cui si inserisce il gioco delle balconate e dei rivestimenti lignei. Penserete, cosa c'entra tutto questo con quello di cui abbiamo parlato? Dolomiti è passato e Dolomiti è futuro unite da un filo, che è la cultura della montagna, una cultura che non è solo l'elogio della tradizione, ma è il tentativo di rinnovarsi e di capire dei nuovi schemi. L'hanno fatto gli architetti del passato, ma in fondo un grande evento sportivo è un affare di architettura. Grazie finora, fino a qui per Dolomiti e Futuro, per Storie Mondiali. Vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti. Domani siamo simbolicamente in pista con un incontro in collegamento sul Super G, neve, atleti e performance, e poi ancora parliamo della valanga azzurra nei prossimi giorni. Giovedì 11 febbraio sarà nostro ospite molto gradito in collegamento Giovanni Bruno, condirettore di Sky Sport, che ci racconterà le donne in pista, ieri e oggi, da Cellina Seghi a Brignone a Sofia Goggia, che purtroppo in pista non è, ma la salutiamo calorosamente, la rivedremo in pista presto, a Marta Bassino e a tutte le altre grandi campionesse che compongono il nostro immaginario. E poi altri appuntamenti con Massimiliano Ossini, Silvano Varettoni e tanti altri. Qui a Casa Veneto come oggi, e ringrazio evidentemente Fondazione Cortina 2021 e Casa Veneto per l'ospitalità, e in tanti altri luoghi di Cortina d'Ampezzo per continuare a raccontarvi la nostra emozione dei mondiali di sci Cortina 2021. Benvenuti a Cortina.